Furambo non vince da metà marzo ed in questo mese di aprile ha fatto solamente 2 punti. Corrado Mosca ha l'attacco più scadente di tutti, 24 gol fatti, ed è ormai completamente invischiato nella lotta per non retrocedere. Alla 26esima, con una squadra rimaneggiata, appena 3 uomini in panchina, perde 1-0 con la San Siro e l'ex Bimbodoro Santa Croce si becca un bel 4,5 in pagella. Pareggio fortunoso alla 27esima grazie al gol di Portanova e al 6 politico di Donatello. Giusto 66 punti gli fanno pareggiare 1-1 la partita contro la Galaxy. Alla 28esima ancora un punteggio penoso, 58,5 ed ancora un 4,5 per la delusione Santa Croce. Nuova sconfitta quindi con la New Team per 1-0. Alla 29esima un altro pareggio record, 52,5 il punteggio, contro l'odiata Ciccio Club, e pareggio per 0-0 contro quel Carmine Perna con cui in settimana c'erano state asprissime polemiche. Il solito immancabile 4 in pagella, stavolta tocca a Portanova. C'è da aggiungere che lo smemorato Monaco aveva dimenticato in quest'ultima giornata di consegnare la formazione, a causa di un improvviso appisolamento, sempre più frequente quando arrivano i primi caldi. Questo appisolamento l'ha tenuto incollato al divano, il quale negli ultimi weekend sta prendendo sempre più la sagoma del suo stanco corpo. Si svegli Mr. Musk, prima che la sua squadra ceda definitivamente assieme al divano e sprofondi nelle serie inferiori. La KKC DAF un mese fa era sull'orlo del baratro, a 7 punti di distacco dalla salvezza e con il morale a pezzi. Adesso il miracolo è a un solo punticino e tutto il team è rivitalizzato e pronto a raggiungere l'obiettivo finale. Aprile è stato senza dubbio il mese della riscossa per Mister Bianco, 12 punti fatti su 12 a disposizione. La DAF sembra un'altra squadra. Alla 26esima la prima vittoria per 1-0 contro i diretti rivali della Monsters. Uomo partita Thiago Motta, rivelazione del campionato e miglior calciatore e centrocampista in assoluto della Serie A. Il brasiliano assieme a Cambiasso 7 sono riusciti a sopperire alla giornataccia di Consigli, 4 gol subiti. La 27esima giornata verrà ricordata da De Santis come il giorno della vendetta. La dirigenza bianco-azzurra non ha mai digerito infatti la sconfitta dell'ultima giornata dello scorso anno, costatagli esattamente 500 euro. L'eccezionale, prima in classifica all'epoca, rovina impietosamente contro gli allora ultimi in classifica. La KKC è un fiume in piena e seppellisce i malcapitati eccezionali sotto una valanga di 5 reti, doppiette di Thiago Motta e Cassano, gol di Cargià, Panda e Vennatali. Alla 28esima è Mascara a dare i 3 punti alla DAF contro la distratta Mandrake, battuta per 1-0, e dalla 29esima infine è la Sballetto a capitolare 2-0 ed a dover cedere il passo al team di Capitan Cassano. Fantantonio con i suoi assist deliziosi, le sue continue magie, è sicuramente l'uomo simbolo della KKC e forse il calciatore che esprime il gioco più bello e affascinante di tutta quanta la Serie A. Commette un delitto il nostro CT Marcello Lippi a privarsi delle sue prestazioni. Non si rammarichi comunque Mister Bianco, quest'anno è andata così. Il Bue non vince da metà marzo, in questo mese di aprile ha racimolato anche lui soltanto 2 punti e segnato solamente 3 reti. Alvaruccio ha perso meritatamente alla 26esima per 3-1 contro Zazà, sebbene fosse entrato in campo Denis, 6,5 più gol del pareggio, l'influente l'autogol di Chiepes. Alla 27esima affidò la squadra all'allenatore in seconda, causa viaggio di piacere a Sharm el Sheikh. Gol di Bianchi, Palladino e Pazzini, ma hanno pestato tantissimo il senza voto in difesa e di 4 gol subiti da Doni. Pareggia 1-1 contro San Siro e al suo ritorno ha imprecato contro il suo vice, a nostro avviso esente da colpe. Alla 28esima segnano per la prima volta Samoa e Grigera, ma ancora una volta è la Roma ed il suo portiere a strozzare in gol la voglia di vittoria del povero Esposito. Perde 2-1 contro la Galaxy e l'umore è sempre più nero. Alla 29esima infine ancora 2 gol di Battista e Conti, ma è sempre la Roma con altri 4 gol subiti ad irritare sempre più il nostro amico Brontolone. È un deludente 0-0 contro l'odiata New Team e le speranze di salvezza si allontanano sempre di più. Esposito è furibondo, accusa la direzione di perpetrare brogli ai danni della sua squadra
Non sa più con chi prendersela, minaccia di voler fare seguire controlli ferratissimi sulla regolarità del campionato, ma diciamo noi, dovrebbe prendersela unicamente con la sua squadretta che avrà anche subito più gol di tutti, ma occupa l'11ª posizione ed è al 10° posto nella classifica a punti. Cioè, caro Bue, ma cosa vuole? Si arrenda alle evidenze e pensi a come migliorarsi per la prossima stagione. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! Un mese da ultimissimi in 12ª posizione è quello che si meritano, anzi strameritano, i derelitti Monsters. Un solo gol in 30 giorni che gli ha fruttato però 3 punti, poi 3 sconfitte e 0 gol fatti. Alla 26ª perde 1-0 con la KKC, totalizzando appena 59 punti, con 2 4,5 Cribari e Balotelli ed un senza voto in difesa. Alla 27ª è lo stesso Balotelli a segnare ed a ridare un'esile speranzella a mister Fausto Mosca grazie alla vittoria per 1-0 contro Zazà, ma è solo pura illusione. Alla 28ª infatti i Monsters tornano disasters e nonostante il gol dell'antipatico Balotelli subiscono una brutta batosta contro la San Siro. 3-0 il punteggio. 54 punti e 2 senza voto a difesa continuano a flagellare quella che è stata, a nostro parere, la più brutta realtà del nostro campionato. Alla 29ª un altro senza voto in difesa ed un 3,5 a Pizzarro spengono definitivamente la luce in casa nerazzurra. Ora Mosca non vede l'ora che termini questo disastrosissimo torneo. I Monsters si trovano all'ultimo posto, oltre che in classifica generale, anche nella classifica a punti, a quasi 20 punti di distacco dall'11º. Serpeggia molto malcontento tra gli uomini di Mosca e ne sono una testimonianza le ripetute lamentele circa una fantomatica sfortuna. In realtà la colpa è solamente del presidente che con la sua superficialità e disattenzione non ha mai fatto interventi sul mercato, non intervenendo in nessuna asta e non potendo assicurare i giusti ricambi a giocatori ormai loveri è incappato in ripetuti e costanti senza voto. Alcuni presidenti hanno anche insinuato, facendo pervenire in direzione pesanti doglianze, che il signor Mosca Fausto ha falsato un intero campionato. Noi non siamo propriamente d'accordo, ma riteniamo che comunque il signor Mosca debba rivedere le proprie strategie ed imparare dagli errori del passato, per non fare anche l'anno prossimo una fine catastrofica. Questo è quanto, arrivederci e alla prossima. Mana 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 mana